Mettere il Friuli, la sua cultura, la sua identità al centro di una riflessione ampia di prospettiva è l'impegno che assumono con convinzione alcuni istituti che da tempo operano con qualità e continuità sul nostro territorio, il Friuli e il Friuli Venezia Giulia nel senso più ampio. Fanno parte di questo primo nucleo di istituzioni, tutte altamente rappresentative del nostro contesto culturale, l'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine, l'Accademia San Marco di Pordenone, la Deputazione di Storia Patria del Friuli, l'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, la Società Filologica Friulana e l'Università Popolare di Udine. La Fondazione Krupp è dunque la capofila, direi, di queste associazioni in un gruppo aperto, peraltro, che vuole imporre in qualche maniera la conoscenza culturale, le nostre radici, e giustamente, perché sennò vanno disperse, e questo non è quello che noi vogliamo. Ma guardi, a dire il vero, c'è l'iniziativa anche delle 6 istituzioni che per ora hanno dato vita a questo gruppo promotore, quindi noi abbiamo offerto, ma condividendone anche le ragioni e gli obiettivi, abbiamo offerto gli spazi, abbiamo offerto la disponibilità per un sostegno, non solo la logistica, per un sostegno a sviluppare un progetto che convergesse, ecco, sulla riscoperta, la riscoperta dell'identità culturale del Friuli, ma non solo in termini evocativi, nostalgici, ma perché il richiamo a quello che è la nostra storia culturale, la centenaria nostra identità, venga oggi riproposta in chiave moderna, perché è chiaro che nulla rimane isolato nel passato, ma va riproposto ai nostri ragazzi, ai nostri giovani.